Ed ora alcune notizie. Brutta batosta disciplinare del giudice sportivo di Serie D in seguito al derby play-out Castrum-Favara Licata. Il Licata infatti è stata punita con una multa di ben 5.000 euro per disordine dei propri tifosi avvenuti prima, durante e dopo la partita. E poi ha avuto anche la squalifica del campo di gioco, quello di Nuliota, e a porte chiuse dovrà giocare ben 3 gare. Sanzionato anche il Castrum Favara con una gara a porte chiuse da scontare la prossima stagione ed un'ammenda da pagare di circa 3.500 euro. Ma ritorniamo al calcio locale agrigentino. Si svolgerà sabato prossimo 17 maggio allo Stadio Seneto il ritorno dei playoff regionali Under 16 tra l'Acregas e lo Sciacca Soccer. I ragazzi dei tecnici Emiliano Bellavia e Dino De Rosa si sono imposti nella gara di andata con il risultato di 1-3. L'ingresso allo stadio è libero e la gara avrà inizio a partire dalle ore 16:30. E terminiamo con una ultima notizia che riguarda il Camarat di recente promosso in eccellenza. E praticamente il tecnico Curzio Sclafani è stato riconfermato alla guida anche per la prossima stagione. Infatti il comunicato ufficiale della Società della Montagna dice che il Camarat è lieto di ufficializzare l'accordo con il tecnico Accursio Sclafani per la stagione 2025-2026. La società esprime grande entusiasmo nel confermare come allenatore della prima squadra l'artefice della storica promozione in eccellenza. Il presidente, l'amministratore unico, la direzione dell'area tecnica, il direttore sportivo e tutta la dirigenza esprimono totale apprezzamento per l'operato di Mister Sclafani, con la convinzione di poter ottenere altri prestigiosi traguardi insieme.